L'autonomia non può più subire ritardi dopo lo storico passaggio del disegno di legge la scorsa settimana in Consiglio dei Ministri. Il centro studio di Confapi Padova ha fatto i conti di quanto costi ogni giorno di più il mancato federalismo nel territorio. Fabbrica Padova, il centro studi delle piccole e medie imprese, stima per ogni veneto 3.829 euro pro capite. Con l'autonomia lo Stato sarà più vicino alle imprese. Per il presidente di Confapi Padova, Carlo Valerio, non è la secessione dei ricchi ma un'opportunità per le regioni. Capire qual è la cultura e il livello dello sviluppo, quali sono le prospettive, le opportunità per i diversi territori e descrivere un modo di organizzarli anche politicamente e quindi di rappresentanza, di organizzazione di tutte le strutture che siano mirati sui territori. Fabbrica Padova ha preso in esame anche il dato che meglio testimonia l'urgenza della riforma, quello relativo al residuo fiscale, arrivando a stimare come il mancato federalismo costi al territorio padovano 3 miliardi e 600 milioni di euro l'anno, circa il 12% del PIL provinciale. Il tema non riguarda solo il Veneto, le altre regioni che maggiormente contribuiscono alla redistribuzione territoriale sono Lombardia, Emilia-Romagna, la provincia di Bolzano, Lazio e Piemonte. Ecco perché convince l'autonomia differenziata. E ci convince, certo, sì, perché bisognerà vedere come poi si riuscirà a declinarla naturalmente e bisognerà evitare la tentazione di fare fughe in avanti, diciamo così. Dovrà essere un qualche cosa di misurato, di equilibrato, perché se andassimo a chiedere troppo, il rischio sarebbe quello di ottenere meno di ciò che si potrebbe invece concordare